naturale l'acustica qui, No, è abbastanza secca, naturale. non troppo. Allora facciamo così. Io inizierei a suonare adesso, Giovanni, così. Sì. Io ho un'immagine che mi guida da qualche tempo e che mi è sempre un po' più chiara e che chiamo il mio giardino interiore. È un giardino, cioè un luogo della mente dove io posso cercare le parti di me stessa che mi interessa coltivare, accettando anche le ombre del mio carattere. E attraverso la musica cercare di fare su di me un lavoro e una ricerca, quasi una ricerca di nuovi suoni. Questo è un luogo magico, sacro anzi, è un luogo dell'interiorità dove sono tranquilla, sola, beatamente sola. Quello che mi piacerebbe fare è di riuscire a proporre alcuni di questi suoni che nascono, che germogliano in questo giardino attraverso la musica, di portare delle immagini, delle situazioni interiori che possano contribuire alla ricerca e al miglioramento del proprio suono. Una delle cose interessanti per me da musicista è di entrare in relazione nel posto dove suono e questo non solo per fare una prova di acustica, ma come entrare nella storia, nella vita del suono e non solo di quel luogo. Oggi siamo in un posto che è molto ricco di sollecitazioni. È l'aula del Consiglio della Comunità di Serravalle, la parte nord di Vittorio Veneto. E qui c'è effettivamente molta storia che ci parla e inviterebbe a sapere tante più cose in profondità della vita di una volta. Oggi io mi sono divertita a portare dei suoni e dei linguaggi invece contemporanei.